Con Bomber Antenucci, oggi una doppietta. Sul primo ho avuto un attimo di dubbi perché c'era lo stacco di testa di Polo e poi non ho visto nella Barandam lì cos'era successo, però effettivamente c'è stato il tuo tocco all'ultimo e poi invece la seconda rete, quella limpidissima, si è visto che era il tuo tocco decisivo, è stato il tuo. Sì, sul primo gol è stata un po' istintiva la cosa. Ho visto la palla che passava, mi sono buttato in scivolata e l'ho toccata prima che entrasse, quindi bene. E il Forse secondo? Polo, perché forse entrava dentro lo stesso, quindi Non doveva lo offrire so, una cena a sinceramente Polo. non lo so, però l'ho vista là e ho Da preferito non Bomber. buttarla dentro, dai. Il secondo invece. Secondo, sì, è stata una bella azione, ha messo una gran palla a Toba e l'abbiamo chiusa con quel gol, dai. Oggi comunque la Cremonese si era visto dai primi minuti, no? Che ha cercato in tutti i modi di forse non far succedere più quello che era successo contro il Castelnuovo, quindi non regalare un tempo, anche se anche lì comunque le occasioni erano state perdute per la Clemenza. Oggi invece primo tempo grandissimo e poi nel secondo tempo sono arrivati i gol dei due attaccanti. Sì, ma diciamo che comunque tutte le partite abbiamo dominato, siamo stati poco fortunati a volte e ci è andata male su qualche episodio, però comunque la prestazione c'è sempre stata. Anche domenica scorsa siamo andati sotto di 2 gol, ma abbiamo avuto la reazione da vera squadra. Oggi abbiamo dominato per 90 minuti e sì, abbiamo fatto gol sia io che Damien e questo fa piacere perché comunque per noi attaccanti il gol è fondamentale, sia per noi che per la squadra. Abbiamo vinto 3-0, non abbiamo subito gol, quindi ci godiamo il primato sapendo che ci sono ancora tante battaglie, quindi va bene così. Esatto, perché l'Ambrosiana comunque non molla di un centimetro, quindi si sa che probabilmente sarà decisivo lo scontro diretto fra 2 settimane. Sì, noi pensiamo a noi stessi, noi sappiamo che dobbiamo vincere tutte le partite, quindi continuiamo il nostro percorso sereni. Grazie.